Benvenuti nel presepe vivente di Sant'Andrea. Sarà un viaggio emozionante. Qua dietro di me c'è il pescatore, che è un mestiere ormai che non si vede più. Vi immergeremo nell'antico fascino dei mestieri di una volta. La vendita delle arance, la pigiatura dell'uva, tutto come è andato? Quest'anno abbiamo venduto fino adesso 10 tonnellate di arance. Amici di Bella Sicilia, un momento dalle grandi emozioni. Uno dei video più emozionanti di sempre, con il presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto. Restate con noi fino alla fine del video perché saranno momenti indimenticabili. Sarà pura magia. Saranno attimi che resteranno per sempre eterni nel vostro cuore. Sono lieti di presentarvi l'11ª edizione del presepe vivente Sant'Andrea. Buona visione! E il grande applauso e tra poco il bagno di emozioni. Cosa si può in questo momento? È bellissima l'emozione. Però si batte sempre quel knockout. Buonasera. Buonasera. Cosa offrite? E noi offriamo aranciata fatta in casa, arance della nostra Sicilia e delle nostre zone. Cosa auguriamo a tutti i presenti? Tanta felicità e tanta salute. Questo lo faceva bene.
ci mettiamo d'impegno per ritornare indietro negli anni, che è una cosa bellissima. Vuole passare? Buonasera. Prego. Piccolo bagnolino. Peperoncino per te lo vuole. Grazie. Prego signora. Signori, prego. Cosa si prova in questo viaggio? Cosa si prova? Bello, un'emozione. Bello. Poi per lui è la prima volta. Ora che è più grande. Vero? Ritornerai. Si torna indietro nel tempo, vero? Ogni anno, infatti. Ogni anno torniamo. Prego signori. Vero? Cosa si prova in questi momenti? Una cosa bellissima, inspiegabile. È la nostra tradizione. Ci parli di questa tradizione? Non lo so cosa devo dire, è bellissimo. Vedere tanta gente. Lo facciamo pure per amore. Per amore, certo. Bello, molto bello. Cosa diciamo di questo momento? Una sensazione indescrivibile. Senza parole. Senza parole. Davvero sono gli occhi a parlare. Lo stato d'animo a testimoniare tutto questo. E l'entusiasmo dei presenti, davvero i complimenti che piovono in diretta, non fanno che sottolineare tutto questo. Presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto, il viaggio continua. C'era più complicità, la famiglia si sentiva molto di più, ora invece c'è troppo consumismo e basta. Visto questi sono asciutti, questi sono di ieri, di quelli là non esce bene, ma questi sono, finisce si premono gli spugni e poi qui lo sa, la galla e la mugga resta sotto. Si lavorava anche di notte? Di notte, maggiormente, sempre di notte, dalle 10 alle 9 a quando finivo. Questa è acqua e calcio. Tra questi prodotti la brillantina Linetti, eccola là, che utilizzava anche mio nonno al profumo di lavanda. Come si chiamava quindi? Brillantina Linetti, come dicevo, la utilizzava anche mio nonno e rendeva i capelli luce. E allora siamo entrati nella stanza dove ci sono le ricamatrici. È un vecchio lavoro, ormai poche ragazze sanno ricamare.
si stanno scaldando al fuoco. Questa è una vecchia conca che veniva accesa all'interno della casa per riscaldare l'ambiente, anzi si accendeva fuori e poi una volta che era pronta si portava all'interno dell'abitazione. I diletti di una volta, con queste Abbastanza decorazioni alti, in legno alto. decorati ed alti. Facendo. Regamo, è una bella esperienza, io è il secondo anno che partecipo a questa, però è troppo bello, veramente. Una Ci parli di bella questa esperienza. Bello, una bella Esperienza. una bella esperienza. Lei cosa sta facendo? Sto cucendo, Sì. regamo. Regamo. Sì. Come avviene? Ci faccio vedere qualche punto. Sì. Qua. Complimenti. Grazie. Signora, buonasera. Buonasera. Si ricorda i tempi di una volta? Ma che cosa mi ricordi sempre? Ma come si viveva una volta? Male. Meglio due. Male. Una vita semplice, ma come semplice? Semplice. Appena appena si poteva mangiare e andare a letto poi e basta. Perché non c'era. Si lavorava sempre, vero? Sempre. Sì, c'era. Ma c'era tanta unione, si stava Bello, insieme. bello, no, quello sì, quello c'era sempre. Sì. Però si viveva come si poteva fare, secondo le stabilità che c'erano. Facendo un maglione. Stiamo per entrare nel palmento, seguitemi. Ed ora l'emozionante ingresso nel palmento. Torneremo indietro nel tempo, nella produzione dell'uva. Da notare il mascherone che c'è sopra quest'arco rappresenta il dio Bacco, era la divinità del vino. Come si spacciò? Ma si peso, spacciò! Chiamiamo l'operaio. Sono qua. Andiamo a mettere d'accordo per peso. Una lira. Una lira e mezza, dai. No, una lira e mezza no. C'hanno mille lire. C'è coppa. C'è coppa mille lire. Assai su. Beh, vediamo se la Ma si vedo. peso. C'è coppa Due mille lire. lire, 2 lire. Ma si peso. 2 lire. Ah, c'è su. Paga lui. C'è coppa mallaliri. C'è coppa mille lire. Il caso mio picciotto. Ci dà ma mancia da ma russo. manci. C'è coppa mille lire. C'è coppa, beh. Ma un picchi ferri arriva. C'è coppa, E stiamo su coppa mille lire tutti testimoni, Coppa? Tutti testimoni. 1, 2 e 3. A piffere!
Cosa ne pensate di questi momenti? Lasciatelo scritto nei commenti. Momenti che troveremo soltanto nei ricordi, forse di alcuni. Momenti nei sogni degli anziani che li hanno rivissuti. Momenti che si sono materializzati oggi davanti ai nostri occhi. Signore, buonasera, buonasera a tutte. Cosa offrite qui? Marmellata di mele. Riportiamo le tradizioni per farla assaggiare ai bambini soprattutto. Ma quanto è importante riscoprire queste tradizioni? Credo che sia una cosa fondamentale, soprattutto per questi bambini che crescono con altre abitudini e con altre necessità. Quindi si ritorna un pochino al passato. Si riscopre la semplicità dei tempi? Eh sì, la semplicità oggi forse è la cosa più importante. Cosa si prova oggi in questo giorno? Siamo molto emozionate. Siamo nella scuola, anche nei tempi andati c'era la scuola dove la maestra impartiva delle lezioni che soprattutto erano lezioni di vita. Imparavano la matematica, la grammatica, ma soprattutto imparavano a diventare veri uomini e vere donne. Entrate con me in farmacia, seguitemi. Amici di Bella Sicilia Onda TV, entriamo in farmacia, buonasera. I rimedi di una volta, quali erano? Dottoressa? Le erbe officinali, gli oli essenziali e noi qua prepariamo qualche decotto proprio con il mandarino, chiodi di garofano. Qui stiamo preparando un pesto che poi faremo la tisana. Siamo appena usciti dalla farmacia, adesso vi faccio vedere qualcosa di meraviglioso. Sono momenti che in pochissimi ricorderanno, davvero tanta nostalgia negli occhi di taluni, i quali rivivranno i momenti di una volta. Quindi si metteva il carbone e dopo? E poi si chiudeva e si stirava. La piastra si riscaldava e si stirava. Cosa si prova questa sera? Una serata come vecchi tempi. Ci parli di questo esemplare? È un agnello con pochi giorni di vita appena nato, che secca la mamma e noi lo facciamo accarezzare alla gente che viene a visitare. Velocissima! Grazie! Ma cosa sta facendo? Sto facendo speech! Ed incontriamo i falegnami, buonasera! Buonasera! Parlateci di questo antico mestiere! È un vecchio mestiere che va a perdersi ormai, che l'artigiano non lo fa più nessuno. Cosa si prova oggi in questa giornata?
una bella giornata, vedono tanti bambini, vecchi messi una volta che facciamo il nostro lavoro, sia nella vita che qui nel presepe. Via! I giochi di un tempo che pochi ricorderanno. Nessun videogames, nessun cellulare, nessun computer. I giochi di una volta. Allora, bambini, vi piace questo gioco? Sì! È più bello giocare qui o giocare dentro a casa? Qui è più bello? Vi state divertendo? Sì! Cosa ne pensate dei giochi di una volta? Lasciatelo scritto nei commenti. Stavo mettendo il ferro a fuoco, quando sarà caldo sarà battuto, perché il ferro si batte sempre quando è caldo. Posso far vedere qualcosa già realizzato? Un tempo si facevano i triboli tutto a mano, si lavorava così. Una volta si lavorava con il fuoco, si poggiava il ferro, si facevano i passetti, dei cancelli, le famose serrature di un tempo. Questo si lavorando, poi si fa una rosa, si chiude, si fa i cancelli, si realizza tutto ciò che viene poi montato nei cancelli e qualcosa di E di migliaia presenti ad emozionarsi. E prima di continuare, un attimo di pausa, guardate dove ci troviamo, il contesto dall'alto. E quando finisce il presepe vivente, l'atmosfera è questa. Buonasera a tutti da Barcellona Pozzo di Gotto. Ma quante emozioni abbiamo vissuto questa sera? Tantissime, e ancora ne rivivremo molte. Venite a vedere il presepio, che le emozioni non mancheranno. Cosa ha visto negli occhi dei presenti? Sono tutti emozionati, quindi a noi piace vedere le emozioni delle genti che vengono a visitare questo presepe. Tanto lavoro ma tante soddisfazioni. Sì, alla fine la soddisfazione ci ripaga in bene, in tutto. Fare del bene riceve naturalmente quest'ultimo. Indubbiamente, penso che possiamo sintetizzare la visita al presepe in una sola parola, la parola amore, l'amore di Dio per noi e poi il nostro amore vicendevole. Perché non perdersi un evento del genere? Non perdersi perché è molto soddisfacente per le persone che vengono e come vedete il pescatore, anche noi cerchiamo di essere pescatori di uomini come è stato Dio e Gesù per questa bellissima manifestazione. Ripetiamo i giorni.
Quando potranno vivere tutto questo tutti i nostri telespettatori? Ovviamente stasera, poi domenica 28 e poi l'1, il 4 e il 6 gennaio, dalle 18 alle 21. E allora un caro saluto a tutti, vi aspettiamo a Barcellona Pozzo di Gotto. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine del video. Alla prossima. Fateci sapere quale elemento ha toccato maggiormente i vostri cuori. Scriveteci quali emozioni hanno trafitto i vostri più reconditi sentimenti. Noi leggeremo i vostri pareri. Grazie per l'attenzione e alla prossima.